E è qui con noi Marco Luzzu, etnomusicologo che ben conosciamo e che anche lui realizza il suo primo documentario grazie all'Istituto Etnografico. Il documentario di cui parliamo è In viaggio per la musica, la storia davvero intrigante di signori Macis, no? Che vanno soprattutto nel sud della Sardegna per assistere e registrare, questo è un aspetto non laterale, insomma, le varie gare poetiche in lingua campidanese. Poi naturalmente Marco ha avuto tante altre occasioni di collaborazione con il nostro istituto fino ad adesso, insomma, che fa parte del comitato tecnico-scientifico dell'ente. Io ti lascio subito la parola, anche perché effettivamente la giornata sì, è lunga. è lunga, ma insomma. Sì, allora, intanto grazie mille, buonasera a tutti e tutte. Sì, immagino siate tutti stanchi almeno quanto me. Starò nei 20 minuti che mi sono stati messi a disposizione, cercherò anche, insomma, se riesco di accorciare un attimo. Il mio intervento sarà meno artistico di quelli che mi hanno preceduto, sarà un po' più accademico, in realtà non troppo strutturato. Vorrei un po' raccontarvi della mia esperienza come etnomusicologo audiovisivo e dell'importanza che l'ISRE ha avuto nella mia formazione in questa mia esperienza. Qui ci sono diversi studenti, come sanno io mi occupo di etnomusicologia e forse appartengo all'ultima generazione di sardi che hanno dovuto studiare l'etnomusicologia fuori dalla Sardegna. Quando io insomma mi sono diplomato alle scuole superiori e poi ho fatto il primo anno di università a Cagliari e ho scoperto che esisteva l'etnomusicologia e me ne sono innamorato, non era possibile studiarla a Cagliari, per cui sono dovuto andare fuori a Roma La Sapienza. Oggi, dopo un lungo percorso, come dire, poco dopo in realtà, nei primi anni 2000 è arrivata l'etnomusicologia accademica in Sardegna col professor Macchiarella che ha iniziato a insegnare all'Università di Cagliari. Oggi insegno anch'io etnomusicologia all'Università di Cagliari, mi occupo di vari temi e quello appunto dell'etnomusicologia audiovisiva è un tema che mi interessa molto, che porto avanti diciamo dall'inizio della mia carriera. Questa etichetta etnomusicologia audiovisiva è una sottobranca, una disciplina, una sottodisciplina, insomma in qualche modo un ambito situato all'interno appunto degli studi etnomusicologici che in anni recenti ha avuto un'istituzionalizzazione sempre più significativa. Vi faccio alcuni esempi, intanto forse non l'ho detto, parlerò ovviamente di In viaggio per la musica, ma insomma ho pensato a un intervento che potesse dare anche degli altri stimoli appunto che rendesse conto un po' di questo mio percorso. Queste sono 3 tappe importanti di questo processo di istituzionalizzazione dell'etnomusicologia audiovisiva. Uno è la nascita dello Study Group on Audiovisual Ethnomusicology. Noi abbiamo una società scientifica internazionale che si chiama ICTM, International Council for Traditional Music, è appunto una società scientifica che riunisce gli etnomusicologi di tutto il mondo. È un'organizzazione molto interessante perché ci sono le branche nazionali, per cui c'è l'ICTM Italia, l'ICTM Spagna, Francia e così via, e poi ci sono i gruppi di studio tematici. Quindi c'è il gruppo di studio di etnocoreutica, nel quale convergono tutti quelli che si occupano di danza, ci sono tantissimi gruppi di studio, appunto alcuni anni fa è nato questo On Audiovisual Ethnomusicology. Questa è l'home page di questo gruppo di studio che organizza annualmente incontri, il prossimo sarà in Irlanda, sia io che Diego parteciperemo. È interessante perché c'è anche appunto la missione di questo gruppo di studio e si propone... Ah, scusate, voi non state vedendo lì però perché? Perché non vedono questo... Eccoci qui. Sarà complicatissimo gestirlo così. Diciamo, la missione dell'etnomusicologia audiovisiva, molto brevemente, le finalità sono quelle della ricerca, della conservazione e della disseminazione dei risultati della ricerca. Quindi in qualche modo appunto viene indicato quali sono i vari obiettivi all'interno degli studi etnomusicologici di questa... sarà un po', non funzionava così quando abbiamo provato, sarà un po' complicato gestire questa cosa. Scusate, vi chiedo un secondo, facciamo...
che se no veramente perdiamo più tempo. Imposto il monitor in maniera diversa. Ho già duplicato perché fa così. Vabbè, riproviamo. Il secondo è il Journal of Audiovisual Ethnomusicology. Anche qui ci troviamo in ambiti di società scientifiche importanti. La più grossa società scientifica degli etnomusicologi è quella americana, si chiama SAM, Society of Ethnomusicology, e ha una rivista storica che si intitola Ethnomusicology, la rivista più prestigiosa per la nostra disciplina, quella in cui tutti vorremmo pubblicare. L'anno scorso è stata fondata una seconda rivista, che è questo Journal on Audiovisual Ethnomusicology, quindi la più importante società scientifica, in questo caso nazionale, ha dedicato appunto una rivista specifica a questo tema. È una rivista interessante perché cerca di risolvere anche il problema appunto di chi pubblica poi i risultati della propria ricerca con degli audiovisivi, ma appunto non vengono considerati molto spesso pubblicazioni scientifiche. Appunto questa è l'home page, è online il primo numero. Io ho proposto un mio documentario che è stato accettato, insomma credo siano già aperte le call per il secondo numero, e questo è un altro spazio ufficiale molto, molto importante, insomma, per l'etnomusicologia audiovisiva. Ragazzi, io qui non vedo. La terza tappa è quella di sguardi musicali. Vi parlo di un altro progetto che in qualche modo mi coinvolge, ma che mi sembra interessante soprattutto per gli studenti raccontare qua. Il contesto è quello della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, che è una fondazione molto importante, storica, che è organizzata in istituti. C'è un istituto interculturale di studi musicali comparati che da alcuni anni ha avviato questo progetto di etnomusicologia audiovisiva che si chiama Sguardi Musicali. È un progetto che è articolato in 3 azioni principali. Uno è l'istituzione di una borsa intitolata Diego Carpitella. Diego Carpitella è stato citato stamattina, è stato uno dei grandi padri dell'etnomusicologia italiana, ma anche uno dei grandi padri della cinematografia scientifica in Italia. E quindi è intitolata a lui una borsa, appunto, che ha più o meno la formula di Avisa, cioè si finanzia la realizzazione di un film a partire dal progetto. Sono stati realizzati per ora 4 film, poi facciamo ogni estate un workshop tematico che cambia argomento ogni anno, tenuto solitamente da Simone Tarsitani e da me, e poi c'è una rassegna che facciamo a fine anno, che è un'occasione per organizzare una tavola rotonda, per proiettare il film vincitore della Borsa Carpitella, e questa è un'opportunità, insomma, che tanti giovani, tanti studenti stanno cogliendo. Ora, un'altra cosa che non riguarda ovviamente la storia della disciplina, ma la mia esperienza personale: io all'interno del corso di produzioni multimediali, anche questo è stato citato, dall'anno prossimo terrò un insegnamento che si intitola Etnomusicologia audiovisiva. Con Antioco Floris, che è il coordinatore del corso, abbiamo molto ragionato su questo tema. Credo sia la prima volta che un insegnamento universitario ha questa denominazione. Io sto già preparando il corso, mi sembra un'altra tappa, almeno per me è significativa, perché appunto la mia formazione nasce in realtà molto in correlazione con l'ISRE. L'ISRE per me è stata un'opportunità straordinaria di formazione. Io non ho mai avuto l'opportunità di partecipare ai workshop, ma ne parlavo durante la pausa con Paolo Picuredo. Continuamente incontro persone in giro che mi dicono: ah, ma tu sei sardo, io sono stato ai mitici workshop con McDougall all'ISRE. È un'opportunità che io purtroppo non ho avuto. Io credo che però sia stato altrettanto formativo partecipare al SIEF, alle rassegne internazionali. In pochi anni il mondo della distribuzione, delle possibilità di accedere agli audiovisivi, sapete tutti, è cambiata completamente, per cui oggi è molto più facile accedere a contenuti audiovisivi in tutte le modalità, dalle piattaforme e così via, a internet, a YouTube. Continua a essere non facilissimo accedere ai documentari di interesse etnografico, etnomusicologico. E ovviamente per formarsi, se uno ha il desiderio di formarsi in questo ambito, vedere i film che hanno fatto gli altri è fondamentale. E riunirsi qua ogni 2 anni e vedere chi stava lavorando su questi temi e fare questa indigestione, direi, di film è stata per me e per tante persone della mia generazione una cosa fondamentale. E quei festival, quelle edizioni del festival avevano anche altri esiti interessanti. Sono stati citati stasera, per esempio, i cataloghi, intanto che avevano una grafica meravigliosa, all'avanguardia per i tempi, e poi che raccoglievano non solo le schede dei film che erano stati selezionati dopo quel lungo lavoro e venivano proiettati, ma c'erano dei saggi di approfondimento. Adesso
In particolare cito questo, che è quello forse siamo nella fase in cui la rassegna era tematica, quindi ci fu un'edizione del 98 con tema musica e riti, quindi quello in cui ci sono stati più contributi di interesse etnomusicologico, e giusto per citare ci sono, oltre alle schede, dei saggi di John Bailey, di Bernardo Tajacob e di Pietro Sasso, quindi anche, diciamo, un livello di riflessione scientifica che il SIEF, il Festival, che l'ISRE metteva a disposizione, che è stata molto utile. L'altra esperienza è quella di Avisa. Avisa quest'anno compie 20 anni. Io nel 2003 avevo 24 anni, partecipai un po' per caso a quella prima esperienza ancora non strutturata di formazione offerta all'Università di Cagliari. Lì conobbi Andrea Lotta, lo cito perché lo abbiamo citato in tanti e perché gli studenti lo conoscono, che anche lui iniziò appunto con quella prima esperienza il suo percorso poi di montatore, e insomma dopo questa prima esperienza, molto galvanizzati, molto gasati, nel 2003 uscì il primo bando Avisa. Io partecipai assieme a Valentina Manconi e vincemmo appunto la possibilità, la borsa che ci consentì di realizzare questo documentario, che è il mio primo documentario, che è un lavoro, se vogliamo, acerbo, ingenuo da certi punti di vista, soprattutto il punto di vista tecnico, che è un lavoro intanto che mi ha permesso di fare quelli successivi. Io investii quelle somme per comprare la mitica PD 170, l'intera cifra andò nell'upgrade di attrezzature, una camera che poi ho usato per anni per fare tanti altri lavori, quindi è stata veramente l'occasione per andare avanti. Dicevo, adesso vi mostrerò alcuni minuti. Acerbo, forse appunto per gli aspetti tecnici, rivendico ancora il suo senso dal punto di vista scientifico, perché lo accennava Ignazio, noi lavoravamo già sulla poesia improvvisata. Sapete, la poesia improvvisata in Sardegna è molto diffusa, è diffusa anche in tantissime altre parti del mondo, e ovunque la poesia improvvisata è poesia cantata. Non esiste una tradizione di poesia improvvisata dove i poeti declamano o recitano i versi, e quindi c'è una dimensione musicale che spesso ha interessato gli etnomusicologi, e in Sardegna molti etnomusicologi hanno lavorato sulla poesia improvvisata. Però la nostra idea in quegli anni era di approfondire in questo caso il tema della poesia improvvisata campidanese, quindi la tradizione del Sagantada, quella che si diffusa più a sud, non dalla prospettiva dei poeti, ma dalla prospettiva degli ascoltatori. La poesia improvvisata è una performance complessa, che ha una dimensione direi quasi rituale, e che è impossibile senza il pubblico. I poeti non sarebbero in grado di cantare, di improvvisare, intanto senza chi li accompagna musicalmente, ma senza il pubblico. E il pubblico ha un ruolo fondamentale, ha le sue idee, ha le sue estetiche, ha un suo ruolo anche all'interno della gestione dei rapporti sociali e direi anche del successo dei poeti. Per cui io parlo al plurale perché tutto un gruppo di etnomusicologi in quel periodo iniziò a riflettere, a studiare appunto la poesia dalla prospettiva degli ascoltatori. Allora la mia idea era quella, cioè io individuai una coppia di Quartus Antenna, di appassionati di poesia improvvisata. Purtroppo signora Rosaria, la moglie, ormai è scomparsa qualche anno fa. Signorino Guido Macis, Ino Macis per gli amici, continuate a vederlo sotto i palchi nelle gare di poesia campidanese, e seguimmo loro per un'estate intera. Loro partivano il pomeriggio cioè a fine serata, e si recavano in giro per l'isola, facendo a volte anche decine o centinaia di chilometri per assistere a queste gare poetiche. E quindi tutto il racconto non è sulla poesia, ma è sul loro ruolo e sulla loro idea della poesia. Dura 22 minuti, io ve ne mostrerei un estratto di 5 minuti e poi mi avvio alle conclusioni, per cui possiamo vederlo. Sì, ha cambiato proiettore, credo stia partendo.
sono problemi? Ah, ok. Diego, tu ce l'hai ancora nella pennina? Va bene, magari lo veniamo alla fine. Magari però torniamo all'altro proiettore, così io vado avanti con le slide. Insomma, questa prima esperienza e poi le successive mi hanno veramente instradato, insomma, in quest'idea che l'audiovisivo potesse essere uno strumento importante per fare ricerca etnomusicologica e per raccontare, per disseminare, come si usa dire adesso, i risultati della mia ricerca. Io poi ho continuato la mia esperienza facendo un dottorato di ricerca a Cuba, occupandomi di tamburi sacri della Santeria, un dottorato a Roma La Sapienza. Finita quell'esperienza ho vinto un postdoc in un assegno di ricerca all'Università Ca' Foscari di Venezia, e lì andai con un progetto dicendo: signori, io sono appena tornato da 3 anni di esperienza di ricerca a Cuba, il progetto che propongo a voi, che devo sviluppare in un anno, è la realizzazione di un documentario sui temi che io ho indagato per 3 anni senza appunto usare la videocamera. Per cui il 2014 è stata per me un'altra opportunità per realizzare appunto un documentario che si intitola Santeros. Poi ho iniziato le collaborazioni con la Fondazione Cini di cui vi ho parlato, e si è realizzato quello che è credo un piccolo sogno di tutti coloro che fanno ricerca. Cioè, io ho passato diversi mesi a La Habana con dei musicisti che erano i miei informatori, come si usava dire, ma con cui ovviamente c'è stato un rapporto di amicizia e di collaborazione. Quando la Fondazione mi ha detto: perché non organizziamo un concerto a Venezia con i tuoi musicisti cubani, per me è stata un'opportunità straordinaria di sdebitarmi con questi ragazzi del tempo che loro mi hanno dedicato, di consentire loro per la prima volta di viaggiare al di fuori della Isla Grande del Caribe. E questo per dirvi che anche in quel contesto, come dire, non è che l'ISRE mi ha avviato e abbandonato, ma è stata sempre una struttura, un'istituzione accogliente che mi ha supportato. Io far venire questi ragazzi da Cuba per fare un concerto a Venezia e ripartire il giorno dopo mi sembrava una follia, per cui proposi all'ISRE di fare un'attività qui, e l'esito fu questa giornata di studi che si tenne nel 2016, dove ci fu appunto un'attività con le scuole, di un workshop, la proiezione del documentario per la prima volta in Sardegna, una mia comunicazione, conferenza, e il concerto appunto di questi ragazzi. È un'esperienza che ancora loro ricordano, di cui spesso parliamo. Il mio percorso con l'ISRE continua con una vicenda che è diversa, che è l'ultima che vi vado a raccontare. Alcuni anni fa la Regione fece un bando che si chiamava Culturlab. Era un bando interessante perché credo per la prima volta era un bando incentrato sui beni culturali, ma che non finanziava gli enti pubblici, ma finanziava le imprese. Allora un'azienda che si chiama Produzioni Sardegna mi coinvolse in questa cosa, e il senso del bando era valorizzare un bene culturale attraverso le nuove tecnologie. A me venne l'idea di individuare, cioè eri tu che dovevi scegliere il bene culturale e proporlo alla Regione, di individuare come bene culturale la collezione degli strumenti musicali che si trova nel museo in cui ci troviamo adesso, con una collezione estremamente interessante, molto ricca, molto ben esposta, come avete visto se avete visitato il museo. Però gli strumenti musicali sono oggetti strani, sono oggetti materiali, sono manufatti, ma vengono realizzati dall'uomo con una funzione primaria che è fare qualcosa di immateriale, che è la musica. E quando tu li metti in un museo esponi la parte materiale, ma non esponi la parte più importante, che è il suono. E questo è proprio un problema della musealizzazione di questo tipo di oggetti. Allora la mia idea era che le tecnologie potessero essere molto utili da questo punto di vista. E l'idea anche che appunto l'ambito dell'audiovisivo poi non si riduce solo alla realizzazione di un documentario etnografico, ma le possibilità sono tante. Allora è nato così questo progetto che si chiama Esperienze Sonore, che appunto aveva l'obiettivo di valorizzare questa collezione di strumenti attraverso le nuove tecnologie, facendolo in 2 modi. Uno, realizzando le tecnologie che stanno qui al museo e che quindi arricchiscono la fruizione all'interno del museo, e l'altro di creare una mostra itinerante che è ancora oggi esistente, di proprietà appunto dell'azienda che ha avuto questo finanziamento, che si chiama Esperienze Sonore, che è una mostra sullo strumentario regionale, sugli strumenti musicali della tradizione sarda,
che li racconta a tutti, a partire però dagli oggetti che sono contenuti in questo museo. Vi vorrei mostrare, forse qua posso addirittura uscire dalla slide, una di queste tecnologie. Adesso non vi sto a raccontare tutte le installazioni della mostra. Una delle installazioni che si trova sia nella mostra sia qui è un virtual tour. Le tecnologie oggi consentono appunto di creare queste visite virtuali che permettono di colmare quella lacuna appunto di cui parlavo. Il virtual tour si presenta in questo modo. State vedendo, sì? Allora, noi ci troviamo esattamente nella sala del museo. Qua possiamo, adesso io lo sto facendo col mouse, possiamo girare nelle varie teche. Vedete, sono selezionate le parti in cui appunto si può interagire. Mi sposto per esempio in quest'ala e vado avanti, qui ho le varie teche, mi sposto sulla seconda teca, qua sono presenti le Launeddas, seleziono lo strumento e si apre una scheda. E queste schede appunto sono il modo in cui io ho pensato di raccontare questi strumenti. Partendo in maniera molto semplice da una foto 360 gradi. Ecco, la prima cosa che a me succede quando vado ai musei a vedere strumenti musicali è che vuoi vedere l'altro lato dello strumento, per cui questa possibilità di far ruotare lo strumento è già una prima opportunità. L'installazione in 3 lingue, inglese, italiano, sardo, è pensata anche per i non vedenti, per cui tutti i testi sono speakerati, quindi cliccando su queste icone è possibile sentire il testo, e questo è il modo in cui raccontiamo gli strumenti. C'è appunto questa foto a 360 gradi, poi c'è una descrizione dello strumento, poi c'è una classificazione organologica. Questo è stato un lavoro, forse la parte più interessante dal punto di vista della ricerca, è più complessa. Esiste un sistema internazionale di classificazione degli strumenti musicali, si chiama, sembra quasi una parolaccia, la sistematica Sachs-Orbostel, perché fu appunto creato nel 1914 da Kurt Sachs e Erich von Orbostel, ed è un sistema appunto che classifica, una tassonomia ispirata a quella delle specie botaniche, animali, che classifica gli strumenti. Questo sistema, elaborato oltre 100 anni fa, è ancora oggi in uso, ma periodicamente viene revisionato. Alcuni anni fa uno studioso italiano fece una revisione di questo sistema e io ho preso tutti gli strumenti sardi e li ho classificati secondo questo aggiornamento alla sistematica fatta da Febo Guizzi. Per cui qua ci dice che le Launeddas sono un aerofono a fiato, un tuba d'ancia, un clarinetto singolo, a canneggio cilindrico senza fori, e vengono spiegate tutte queste voci. Poi abbiamo, quando è possibile, delle fonti. Alcuni di questi strumenti sono attestati nell'isola anche da secoli, e allora abbiamo scelto una citazione da una fonte storica, in questo caso è un contratto notarile stipulato nel 1705 tra i giovani di Villa Sorre e un suonatore di Launeddas, un cosiddetto contratto a zerachia, no? Con il quale i giovani del villaggio contrattualizzavano per un anno intero un suonatore, quindi c'è un passaggio di questa fonte. Le denominazioni, anche i nomi degli strumenti sono una ricchezza culturale. Launeddas è il nome più diffuso, ma non è l'unico, e quindi conserviamo anche appunto, teniamo traccia di tutte le denominazioni locali, i materiali utilizzati, e poi abbiamo gli ascolti. Ecco, questa parte multimediale colma veramente la grande lacuna della musealizzazione degli strumenti, per cui noi abbiamo dei video che mostrano gli strumenti fuori contesto. Abbiamo portato i musicisti in studio, fondo nero, illuminazioni professionali, audio di qualità, e si può ascoltare lo strumento. Poi abbiamo dei video relativi alla costruzione. Siamo stati dagli artigiani che realizzano questi strumenti e abbiamo fatto delle brevi clip che raccontano le costruzioni, e dei video che riguardano i contesti in cui questi strumenti vengono utilizzati. Ma forse, io non so, possiamo anche rinunciare ai 5 minuti di In viaggio per la musica, si può vedere l'anteprima sul sito e si può acquistare nel sito ISRE. Vi mostro. Va bene, questo è, non vi rubo altro tempo. L'ultima mia tappa è quella che raccontava Ignazio Figo. Io ho avuto, insomma, in questo mio percorso di relazioni, in crescendo con l'ISRE, a settembre sono stato nominato come uno dei 3 componenti del Comitato Tecnico Scientifico, un lavoro molto gratificante, del quale sono molto orgoglioso. Stiamo lavorando in maniera molto fruttuosa col Consiglio di amministrazione, con la dirigenza. Insomma, io, dentro di me, una delle mie mission è fare in modo che appunto questo istituto, che ha questa storia così importante, continui a investire
nell'etnomusicologia, nell'antropologia visiva e nella formazione per i giovani, visto che appunto se sono arrivato ad avere questo ruolo è anche perché qui dentro in qualche modo mi sono formato. Grazie. Grazie Marco. Sì, siamo in chiusura. Chiedo solo un passaggio di un saluto che Paolo Pisanelli ci ha inviato e che è anche un piccolo omaggio a Cecilia Mangini, con la quale Paolo ha collaborato tanto in questi ultimi anni e che insieme hanno realizzato per l'Istituto diversi lavori. Ricordo sicuramente Grazia Deledda, la rivoluzionaria, ma anche un film come Il mondo a scatti che è stato presentato a Venezia lo scorso anno. Quindi chiederei di mandare questo breve saluto, dura 2 minuti, di Paolo Pisanelli e poi passiamo davvero ai saluti conclusivi. Grazie. Isole è stata la prima collaborazione avuta da me, Cecilia Mangini e con Isre Sardegna. Era una mostra, una rassegna cinematografica e anche questo catalogo, che è un catalogo, diciamo, che è nato proprio in occasione di questo evento. Da lì è nata una collaborazione con Isle Sardegna che, diciamo, si è sviluppata sia a livello cinematografico, il Vietnam Sera Libre, che poi è diventato Due scatole dimenticate, un viaggio in Vietnam, che è un film che ha molto a che fare con l'etnoantropologia, ma è proprio diciamo, l'avventura di una donna fotografa occidentale, la prima che va in Vietnam durante la guerra e racconta come viveva la popolazione. Quindi è sono degli appunti di viaggio, così intendeva Cecilia, che però è un reportage anche eccezionale. E poi dopo diciamo, questo primo approccio è venuto Il mondo a scatti, presentato poi a Venezia, e Il mondo a scatti in realtà contiene in sé anche tante altre esperienze, fotografiche e non. Ma quello che ci ha legato forse di più intimamente a Isle Sardegna è stato il lavoro su Grazia Deledda rivoluzionaria, perché ci ha fatto abitare la Casa Museo Deledda. Noi abbiamo ripreso la Casa del Museo, abbiamo filmato i turisti che venivano, i ragazzi delle scuole, le ragazze, e abbiamo fatto un po' interpretare pure i panni dei visitatori e soprattutto abbiamo scoperto la rivoluzionaria Deledda, che effettivamente ha rivoluzionato e ha posto, diciamo, la figura della donna e artista su un altro livello rispetto a quello che era stato fino a quel momento, che ha sconvolto anche i modi di narrare la Sardegna, intimamente più dentro, ma intimamente anche più a fondo di come forse si era fatto fino a quel momento. Noi abbiamo amato moltissimo attraverso questo film sia l'archivio Deledda, ma anche proprio la Casa Museo, l'abbiamo un po' scoperta, esplorata, ed è nata poi una collaborazione profonda anche con lo staff dell'ISRE, con la direzione, ma anche con tutte le persone che ci hanno dato una mano. Un'esperienza profonda che ha fatto dire a Cecilia, ma anche a me, tanto che sia Cecilia che io, forse alla fine di questo viaggio in Sardegna con Grazia Deledda, ci siamo sentiti di dire che è un po' la nostra seconda regione di appartenenza. Viva Isre, viva Deledda e viva la Sardegna.
ricordo della grande Cecilia Mangini, finisce questa lunga e ricca giornata che insomma ha voluto in qualche modo ripercorrere, anche se ovviamente parzialmente, questa straordinaria e per certi versi singolare, direi, vicenda che lega l'istituto al cinema e all'antropologia visuale. A questo punto io ringrazio tutti voi per essere intervenuti, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti oggi, ringrazio Paolo Picoreddu, ringrazio Felice Tiragallo, David McDougall e Rossella Ragazzi, e Antioco Floris, Roberta D'Aprile, Salvatore Mereu, e ancora Diego Pani nella sessione pomeridiana, Paolo Zucca, Marco Antonio Pani, Enrico Pau, Marco Luzzu e Paolo Pisanelli, appunto. Bene, per me è anche un saluto, visto che è la mia ultima, come dire, esposizione pubblica nel ruolo di responsabile del settore produzione audiovisuale che ho avuto il privilegio di dirigere per tanti anni. Voglio naturalmente ringraziare il presidente dell'ISRE, Stefano Lavra, il direttore generale Marcello Mele, e un particolare ringraziamento a Marco Mulas, che si è speso molto per questa giornata e che insieme, insomma, abbiamo voluto portare avanti. Ringrazio gli studenti del laboratorio di etnografia visiva del corso di laurea magistrale in produzione multimediale dell'Università di Cagliari, così come gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Sassari e gli studenti di etnomusicologia della Sardegna dell'Università di Cagliari. E poi permettetemi di ringraziare di cuore i miei colleghi del settore produzione audiovisuale che per tanti anni hanno collaborato con me. E quindi grazie davvero a Toni Marcovecchio, grazie a Raffaele Pichereddu, grazie a Maria Annunziata Giannotti, a Maria Luisa Careddu e anche ai nuovi arrivati ai quali diamo un benvenuto, cioè Noemi Fadda e Gigi Murri, che già da oggi, pur essendo arrivato qui da 2 giorni, ha già scattato un numero infinito di foto. Che dire, spero di non aver dimenticato niente. Io vi ringrazio ancora. Beh, Virgilio, certo, esatto, no, chiaro, sì, Virgilio Piras, che è una colonna del settore, hai fatto bene, infatti grazie per avermelo ricordato, perché Virgilio, che sarebbe dovuto essere qui oggi, in effetti invece sta lavorando a San Francesco di Lula per documentare la novena, e che è stata una colonna per tanti anni del settore, ma che è in pensione già da circa 2 anni, insomma, più o meno. Va bene, grazie ancora, grazie a tutti, buona serata e speriamo di rivederci qui.